Noi abbiamo un sacco di elementi e sostanze viscose, ma ci sono, vado un po' avanti, alcuni elementi che hanno viscosità varie ed eventuali. Tanto per dirne una, la viscosità del ketchup è 50.000 volte quella dell'acqua, quella di una crema spalmabile, appunto, come la Nutella o altre, alcune centinaia, o il burro di arachidi, alcune centinaia di migliaia di volte. Latte e sangue, che pure sembrano fluidi come l'acqua o un po' meno, hanno viscosità solo 3 volte superiori a quella dell'acqua. La cosa interessante è che la viscosità dipende dalla temperatura, quindi per esempio la viscosità dell'acqua dimezza a circa 55 gradi, quindi quando voi portate l'acqua a 55 gradi scoprite che l'acqua scorre più agevolmente, quindi si comporta più simile all'olio che all'acqua stessa. Ci sono alcuni studiosi che studiano appunto la struttura della materia e che cercano di classificare le sostanze sulla base di determinate caratteristiche. Voi sapete che in natura esistono genericamente 3 stati: lo stato gassoso, lo stato liquido e lo stato solido. Ci sono alcuni soggetti, alcuni studiosi che dicono in realtà i solidi veri e propri sono i solidi cristallini, quindi che so, i metalli, alcuni tipi di cristalli delle rocce e cose del genere. Mentre invece quelli che sono solidi, come vengono detti, amorfi, in realtà non sono solidi ma sono dei fluidi molto molto viscosi. E di questi solidi amorfi ne abbiamo costantemente a che fare nella vita di tutti i giorni, perché il vetro per esempio è un solido amorfo, cioè non è un solido cristallino ma è un solido amorfo. Ci sono degli studi interessantissimi, uno anche molto divertente, e questo vi faccio vedere, che dimostrano quanto in realtà appunto un solido amorfo non sia tale, ma sia in realtà molto più simile a un fluido. Questo esperimento è il pitch drop experiment, cioè l'esperimento della goccia di pesce. È un esperimento molto curioso. Venne iniziato nel 1927 da questo professore di fisica dell'Università di Brisbane in Australia. Cosa fece il Thomas Parnell? Prese della pesce, quindi sostanzialmente dell'asfalto, lo mise in questo imbuto nel 1927, pensate voi, nel 1927, e nel 1930 stappò l'imbuto. Bene, cosa voleva osservare? Quanto era fluido questa massa di pesce? Bene, dal 1930 a oggi si sono staccate 8 gocce. Beh, questo è interessante. Se qualcuno di voi ha voglia di andare a cimentare, vedete, questa è proprio la goccia che via lentissimamente, mediamente ogni goccia ci mette una decina d'anni a staccarsi, quindi c'è una cosa un po' faticosa. Se però qualcuno di voi ha tanta pazienza, sappiate che ci sono delle webcam piazzate sull'esperimento che è ancora attivo tutt'oggi ed è diciamo storicamente attestato come l'esperimento più lungo della storia della fisica, perché cominciò nel 1927 e ancora oggi sono lì a aspettare che cada la 9ª goccia. Se c'è qualcuno di voi che vuole andare a vedere, tanto non è che la guardano fisso. Beh, vi potete immaginare, sarebbe un esperimento un po' facile. Quindi potreste essere i primi a osservare la caduta della 9ª goccia, quindi entrare nella storia e contribuire all'articolo, alla pubblicazione dell'articolo sulla 9ª goccia. Bene, l'ultima goccia di pesce è caduta, lo vedete qua, il 28 novembre del 2000. Diciamo ci siamo quasi, la prossima dovrebbe esserci, però insomma non... questo esperimento è così ridicolo per come ve l'ho raccontato, ma è così ridicolo considerato da tutti, abbastanza ridicolo, che ha vinto un premio, il premio Ig Nobel. Allora, i fisici hanno anche questa cosa divertente. Voi sapete esiste il premio Nobel, bene? Il premio Nobel per la fisica
viene dato per meriti scientifici provati. Però i fisici, ma anche tanti altri scienziati, oltre a fare ricerche significative, si divertono spesso a fare osservazioni fra le più impensate. E questa della goccia di pesce non è neanche la peggiore. C'è gente che ha studiato, per esempio, per quale motivo la fetta di pane cade sempre dal lato imburrato, cioè cose del genere. Allora, e vengono pubblicati articoli su questo, cioè ci sono riviste scientifiche che citano articoli, che riportano articoli di questo tipo. D'altra parte, la fisica e lo studio della natura, il pezzo di pane imburrato diciamo, che cade, è un fenomeno fisico e quindi c'è qualcuno che anche perde tempo a fare queste cose. Bene, allora che cosa è successo? Che gli editori di una rivista che si intitola Annals of Improbable Research, cioè gli annali delle ricerche improbabili, hanno deciso di fondare un nuovo premio che viene dato negli stessi giorni in cui viene dato il Nobel, quindi è proprio un contropremio, e questo premio l'hanno ovviamente chiamato Ig Nobel perché è il premio ignobile, cioè chi se lo guadagna è una cosa, va a demerito invece che a merito. Bene, e il premio Ig Nobel nel 2005, quindi pensate voi, non l'ha neanche preso Parnell perché nel frattempo è morto, però chiaramente c'è il professore decano dell'Università di Brisbane che ha ereditato per sua sfortuna questo esperimento e se lo deve portare avanti in vita naturale durante, fino a che non vi è sostituito da altro. Quindi lui si è guadagnato questo premio anche senza volere. Bene, acqua, miele e tante altre, l'olio e tante altre sostanze sono quelle che i fisici chiamano fluidi newtoniani. Fluidi newtoniani sono così chiamati perché la loro viscosità è indipendente dal metodo di misura. Noi possiamo misurarla in tante maniere diverse, la viscosità che noi misuriamo dell'acqua è sempre la stessa. Possiamo infilarci un dito violentemente, infilarlo lentamente, strusciarla così, come volete, da sotto, da sopra. La viscosità dell'acqua è sempre, il risultato è sempre lo stesso, a patto che la temperatura sia costante. Ci sono alcuni fluidi che invece non sono newtoniani. Questi fluidi non newtoniani sono, diciamo, una delle cose più divertenti da sperimentare in cucina e anche da far sperimentare ai bambini. Perché questi fluidi non newtoniani hanno invece la caratteristica di avere la viscosità che dipende dalla forza con cui la si misura. Ora mi verrebbe da dire, voi conoscete qualche fluido non newtoniano? E tutti voi mi potreste dire no, mai sentiti nominare. No, il sangue non propriamente, il fango un pochino sì, il fango sì. Noi abbiamo a che fare con fluidi non newtoniani quotidianamente, come appunto il dentifricio ma anche varie altre sostanze, e ce n'è uno però che possiamo sperimentare in maniera molto divertente. Questo fluido non newtoniano lo possiamo fare in casa mescolando acqua e amido di mais. Ora, l'amido di mais lo trovate nei supermercati tranquillamente, senza problemi, viene usato anche in cucina per cucinare alcune cose, e mi raccomando amido, non farina. Bene, l'amido è la parte, diciamo, scusa? Esatto, sì, perfetto. Bene, l'amido di mais. Ci mettete, avete una vaschetta con l'amido di mais, ci mettete un po' di acqua e scoprirete che avrete a che fare con un fluido non newtoniano. Questo fluido non newtoniano, io adesso però vi devo far vedere il filmato perché sennò non è divertente, funziona così, che a seconda di come lo usate, di come lo maneggiate, si comporta in maniera diversa. Per esempio, se voi avete un bicchiere di questo fluido e ci infilate il dito violentemente così, il dito non entra nel fluido, ma rimbalza sulla superficie. Se invece lo infilate molto lentamente, il dito si infila nel fluido. Allora, come funziona il fluido non newtoniano? Funziona a questa maniera. Prendete la vaschetta, ci mettete, qui vedete dal primo esperimento la resistenza, un cucchiaino infilato in questa miscela di acqua e di amido di mais. Vedete la fatica che fa il ragazzo?
Se invece prova a premere forte, vedete, non entra, il cucchiaino non entra. Se invece prova piano, entra dentro il fluido. Con il dito succede la stessa cosa, guardate, il dito premuto forte lascia sostanzialmente dei segni molto piccoli. Se tirate dei bei cazzotti, dei bei pugni, la mano non entra dentro il fluido, vedete? Quindi praticamente non si bagna. Se però invece lo inclinate, vedete che si comporta come un fluido. E ci si possono fare anche dei bei giochini, tipo, cioè, un fluido non newtoniano per esempio è la sabbia molto fine miscelata con l'acqua di mare, quella che prendete a manciate in fondo al mare, in una spiaggia in una zona sabbiosa. Vedete? Ci si fa delle palline e poi in realtà è un fluido. E si può anche maneggiare e giocarci. Guardate, e questa è la prova che in realtà è un fluido. Vedete? Si comporta né più né meno come il niente. Bene, questa cosa qui, questa esperienza ha fatto sì che un po' di gente si sia divertita a fare quelli che si chiamano non Newtonian party. I non Newtonian party esistono, se li cercate in internet li trovate. I non Newtonian party sono queste esperienze incredibili. Ora qui ne vedete uno, ma ce ne sono tanti. Bene, gente che prende piscine, di quelle da ragazzi, da bambini, quelle gonfiabili, e le riempie di fluido non newtoniano. Quindi ci vuole tanta acqua, ci vuole tanto amido di mais, però con piscine di questo tipo, c'è gente che, se andate a vedere in internet dei video su YouTube, ne trovate di incredibili, si può camminare sull'acqua. Ovviamente non camminate sull'acqua, camminate sul fluido non newtoniano. Qui vedete un po' di esperienze, alcuni non Newtonian party sono anche un po' pericolosi perché c'è gente che ci fa delle acrobazie, però l'aspetto interessante, come vedete, è che non si affonda, quindi possiamo tranquillamente fare questa esperienza, a patto che si cammini abbastanza velocemente, chiaramente. Vi torna? Perché se noi camminiamo un pochino più lentamente, adesso fra poco lo vedremo, quello che succede è che la persona affonda. E fra l'altro, a seconda della densità, quindi se c'è più amido di mais e di acqua, questo fluido può anche essere, può anche cementare, nel senso che non solidifica, però può essere molto molto difficile uscirne. È un po' come le sabbie mobili. Quindi, non è bella come esperienza, perché magari siete lì che vi state divertendo, inciampate, affogate, è come affogare nelle sabbie mobili. Adesso vedete un'esperienza bellina, molto divertente, in cui questo soggetto si mette qua e a un certo punto decide di affondare. Bene, e questa è la prova che appunto con questi oggetti, con questi fluidi non newtoniani, si può fare un po' di belle cose e si possono anche fare i non Newtonian party. Ora, non lo fate vedere troppo spesso ai vostri figli, se avete figli, soprattutto piccoli, perché può essere un'esperienza un po' rischiosa. Per concludere, visto che avrei concluso, vi faccio vedere il video del forno a microonde, visto che a questo punto ci siamo. Qui c'è tutto il raccontino di questa ricercatrice che fa un sacco di belle moine, che è veramente molto più carina del sottoscritto, e che fa un sacco di... questa è la sigla ovviamente, Full Science, e c'è tutta una serie, tutto un ciclo molto divertente, se avete voglia ve lo potete guardare, ascoltare, ovviamente in inglese, e parla di come funziona il forno a microonde. Questo è l'oggetto che vi dicevo, questo e questo. Bene, allora, quello che è in mano è la grigliettina d'alluminio, bene? Questa, la vedete, è bucherellata, la vedete? Poi mette appunto l'acqua nella parte tutta di plastica, lì c'è qui fa vedere tutto il forno a microonde, è tutto di metallo, qui vi fa vedere la griglia di cui vi parlavo prima, no? Il fatto che in realtà le microonde da lì non passano, fortunatamente. E a questo punto che cosa succede? Come si fa a lavorare con l'uovo, con questo oggetto?
Bene, vedete? Questa qui è la parte superiore. Guardate. Questa è la grigliettina. Bene, allora, non so se lo vedete, ma lì c'è un buchino al centro dell'uovo. Quella è la valvola di sicurezza. Bene, come vedete questo è alluminio, quindi è plastica con dentro alluminio. Poi c'è un'altra parte che è la parte invece di plastica e basta. Vedete, mette la grigliettina sopra, le uova vedete tutti i bucherellini? Le uova su questa griglia e poi là. A questo punto vi è chiaro come funziona. Le uova sono protette dalle microonde, non vengono colpite direttamente dalle microonde perché stanno dentro un contenitore di metallo. Quello che viene riscaldato dalle microonde è l'acqua che è messa nella parte bassa della caldaia e quindi va a riscaldare, a fare il vapore d'acqua. Chiaramente lei qui lo dice, quando lo tirate fuori brucia quell'oggetto, perché l'acqua calda che è dentro la caldaia è arrivata a 100 gradi e questo è l'uovo sotto. Il tempo che ci si mette, qui fa le moine, vabbè, il tempo che ci si mette è lo stesso che ci si mette a fare l'uovo sodo normale, perché bisogna portare, cioè anche un po' meno, perché bisogna portare a ebollizione l'acqua, ma ci mette un pochino meno. E questo lo sperimentate, voi si può riaccendere, grazie, lo sperimentate molto semplicemente provando a prepararvi il tè. Qualcuno di voi si è mai preparato il tè nel forno a microonde? Bene, che cosa avete osservato preparando il tè nel forno a microonde? Avete sperimentato questa cosa, che quando poi andate a mettere la bustina di tè nell'acqua, si forma una pellicolina strana, ci avete fatto caso? Viene una schiumina in superficie, cosa che invece non si verifica in genere quando si fa il tè normalmente, quando si riscalda il tè bollendo l'acqua normalmente. Cosa è successo? È che lì cambia il meccanismo di riscaldamento, quello che vi dicevo prima, mentre nella bollitura del tè sul gas, dell'acqua sul gas, si ha la sorgente di calore in basso e quindi lì all'interno il calore si trasmette, come si dice, per celle convettive, cioè le bolle di gas, di vapore d'acqua girano così, a questa maniera all'interno del contenitore, quindi rimescolano continuamente l'acqua. All'interno del forno a microonde l'acqua viene riscaldata in maniera omogenea, cioè le microonde vanno a colpire tutto il volume d'acqua contemporaneamente. Quindi, mentre l'acqua bollita sul gas è un'acqua che è in agitazione, è molto in movimento, l'acqua che voi bollite invece nel forno a microonde è un'acqua più ferma, cioè è più calda ma non ha il movimento delle celle convettive. Questo fa sì che quando voi mettete la bustina di tè nell'acqua riscaldata normalmente, il tè si rimescola subito, perché lì c'è il movimento di acqua che fa sì che si rimescoli l'infusione. Quando invece lo mettete nell'acqua riscaldata nel forno a microonde, quell'acqua è ferma sostanzialmente e quindi non c'è il rimescolamento e questo fa sì che i residui dell'infusione restino tutti a galla invece di essere rimescolati all'interno. E questo è il motivo per cui vi trovate quella schiumettina nel tè fatto con il forno a microonde. Buona serata e arrivederci venerdì prossimo. Grazie.